Innanzitutto è un'altra novità per Treviso perché è la prima volta che l'arte è al servizio dell'ambiente, prima volta perché insieme a questa designer e artista di livello internazionale che è Gala Rotelli, figlia d'arte perché è figlia di un artista che adesso sta esponendo anche la Biennale che è Marco Nereo Rotelli, abbiamo pensato ad un progetto per i bambini, quindi da 5 a 12 anni, quindi sono laboratori totalmente gratuiti, per far capire ai bambini cosa vuol dire vivere in una città d'acqua. Noi tante volte diamo per scontato che viviamo in un ambiente così bello, ma un ambiente così bello deve essere protetto perché è un ecosistema fragile e sensibile. Quindi i bambini attraverso l'arte e la manualità impareranno cosa vuol dire vivere in una città così bella, ma soprattutto i piccoli accorgimenti per iniziare a proteggerla sin da bambini. Questo credo sia un messaggio bellissimo, è un progetto portato avanti insieme all'assessorato all'ambiente, quindi è una prima volta che pensiamo ad una didattica che ha un contenuto artistico perché appunto sarà un artista poi ad insegnare queste dinamiche ai bambini. Dal 25 settembre c'è posto per circa 80 bambini, quindi invito tutti a partecipare e credo che il messaggio sia veramente molto bello, ma soprattutto quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, quindi riprendere una socialità in tutta sicurezza, ma imparare divertendoci cosa vuol dire proteggere la nostra città. Banca Prealpis a Biagio con la nostra presidenza di Antigua Carlo cerca sempre di essere molto attento a quelle che sono le peculiarità del territorio, quindi oggi avere un'attenzione in una città come Treviso nella comunicazione attraverso delle associazioni che curano il teatro, i musei, la cultura e soprattutto i ragazzi è da sempre che ci proviamo. Nel nostro territorio inteso, il territorio della Pedemontana, ormai siamo già riconosciuti per questo. Oggi a Treviso, attraverso questi gruppi di lavoro che stiamo creando, attraverso il nostro contributo e la ottima collaborazione del Comune che è regia di tutti questi eventi che a Treviso riesce a fare, ci porta ad essere sereni che i nostri contributi liberali vadano nella giusta causa, nella giusta direzione. Quindi mandarli nella giusta direzione significa fare in modo che anche i ragazzi possano avvicinarsi ai musei, come in questa situazione, e avvicinarsi ai musei a un'età così giovanile bisogna renderla il più gratificante possibile, il più allettante possibile. Questa è una formula che ci è piaciuta e quindi abbiamo visto in questo progetto del Comune, e ringrazio l'assessore Manera e l'assessora Lavinia Colonna Preti, che hanno sempre questa capacità di proporci delle iniziative. Noi ovviamente siamo qui a disposizione, Treviso sta rispondendo bene dal punto di vista commerciale e quindi il giusto connubio deve essere finanza e attività associativa.